Sono estremamente soddisfatto per la nomina di vicepresidente della prima commissione del consigliere Claudio Senigallia, persona con grande capacità, esperienza, moderazione, che sarà sicuramente all'altezza di sostituire l'amico Stefano Fracasso. Anche con Claudio Senigallia c'è un rapporto di stima ma anche di amicizia che, ripeto, in politica non guarda se l'amicizia è mirata a far bene il nostro mestiere. Quindi auguro a Claudio tutto il bene possibile, un buon lavoro e spero di fare tante cose da qua alla fine della legislatura. Sostituisco Stefano Fracasso, che è diventato capogruppo del Partito Democratico. Lo ringrazio per il lavoro che ha svolto finora in prima commissione, un lavoro sicuramente egregio. Ringrazio i componenti della prima commissione che mi hanno votato per diventare vicepresidente, e quindi li ringrazio per la stima e la fiducia che hanno avuto nei miei confronti. Penso che una delle caratteristiche fondamentali della prima commissione sia quella di affrontare il bilancio, e quindi qui passano i provvedimenti fondamentali che strutturano l'attività stessa del Consiglio regionale, e quindi è un bel impegno e mi auguro di essere all'altezza della fiducia che mi è stata riposta e anche appunto della responsabilità, della competenza che bisogna sviluppare per affrontare una tematica del genere.